Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vedremo, su richiesta di una utente del canale di YouTube, vedremo come creare un piccolo talismano con la radionica. E cioè, cosa voglio dire? Voglio intendere caricare con delle energie radioniche di onde di forme una pietra. In questo caso qui ho scelto una pietra shungite. La Shungite che ha delle proprietà molto importanti e difensive, protettive e benefiche per il corpo. Questa pietra la si può comprare nei migliori shop online tipo il Giardino dei Libri o Macro Librassi o su Amazon. È una pietra molto importante che ha delle caratteristiche che proteggono il corpo e l'ambiente da influssi elettromagnetici. Quindi useremo già una pietra quindi potente con delle caratteristiche importanti e la impregneremo con due onde di forma, il cerchio di fuoco e un cerco protettivo energetico. Quindi vediamo un po' come si fa. Quindi prendiamo il nostro circuito, il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, mettiamo la nostra pietra praticamente nel centro del quadrante radiostesico, prendiamo il pendolino e chiediamo se possiamo utilizzare questa pietra per fare il nostro piccolo talismano radionico. Chiaramente questo non ha niente a che fare con i talismani salomonici o talismani che produco io o la Hildegarda, dove impregniamo anche degli elementali molto speciali e dei geni o influssi planetari molto potenti. Questo è un circuito, è un talismano, diciamo, protettivo generico. Quindi vediamo che col pendolino dice di sì. Vedete? Bene. Fatto questo, siamo sicuri che il nostro lavoro andrà a buon fine, quindi togliamo il quadrante radiostesico per la valutazione, che vi ricordo potete scaricare nel sito del capitano.intervista.org in modo gratuito. Prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento se andrà a buon fine, così che siamo sicuri, perché ricordatevi che ogni volta dovete sempre chiederlo per essere sicuri se avrete un buon successo. Bene, e vedete che sarà molto favorevole. Vedete? Bene, molto favorevole anche questo lavoro, quindi siamo sicuri che il lavoro andrà a buon fine. Vi ricordo che anche questo quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento lo si trova nel sito del capitano.intervista.org. A questo punto togliamo la nostra pietra e lo mettiamo nel disimpregnante. Perché? Perché così siamo sicuri che non avrà delle energie negative per il lavoro. Lo lasciamo massimo 6 ore nel disimpregnante e usiamo il pendolino per raggruppare questa pietra. Potremmo anche in teoria guardare col circuito, col quadrante radiostesico per il tempo, ma in linea di massima dalle 3 alle 6 ore prendiamo il nostro disimpregnante e lo raggruppiamo e lasciamo questo circuito operare per almeno 6 ore. Di solito 6 ore bastano, avanzano. Bene, fatto questo, che abbiamo disimpregnato la nostra pietra, a questo punto è pronta per essere attivata e useremo due circuiti. Il primo, come vedete, è per energetizzare, dare alla pietra un campo di forza molto potente che quando noi utilizzeremo questa pietra come talismano messa come pendaglio al collo ci difenderà a livello energetico, oppure possiamo mettere nel borsellino o possiamo tranquillamente appendere al collo, oppure in tasca. Quindi prendiamo il nostro pendolino e in senso orario dobbiamo andare avanti minimo 21 giri, ma l'ideale sarebbe continuare a fare questa operazione fin quando il pendolino non si ferma, così che impregniamo il circuito di energia invisibile a questa pietra, a questo oggetto. Quindi
finito il fatto che il pendolino si ferma la sua corsa, ci fermiamo. Non abbiamo bisogno di lasciarlo altro tempo perché il, il- il circuito radionico si impregna attraverso la rotazione del pendolino, cioè praticamente è automatica la cosa, viene impregnato in modo automatico l'oggetto, che in questo caso qui è una nostra pietra, un nostro sassolino, che in questo caso qui è la Shanghite, e quindi vogliamo dargli questo centro, questo campo energetico di forza che chiaramente difenderà noi quando l'avremo vicino. Quindi fatto questo togliamo, vi ricordo che questo circuito si può scaricare nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegard Marietto Veneziano. Fatto questo lo togliamo e prendiamo il nostro circuito radionico per creare un cerchio di fuoco, così ha una doppia valenza, quindi prendiamo il nostro pendolino e impregniamo anche il cerchio di fuoco che col campo energetico benefico per noi praticamente fa diventare questa pietra, questo sassolino Shanghite, un talismano radionico che ci difenderà quando anche noi non ce ne rendiamo conto, quando dormiamo o quando andiamo in giro a fare la spesa o saliamo su una scala mobile o ascensore o stringiamo la mano a qualsiasi persona che magari è un pochettino impregnata di vampiri astrali, parassiti astrali, larve astrali e quant'altro. Bene, finito questa operazione siamo sicuri che la nostra pietra, la nostra Shanghite è diventato praticamente un talismano radionico. Possiamo tranquillamente anche solamente appoggiarla a fianco del nostro letto, così che sappiamo che ogni sera quando ci corichiamo a letto abbiamo questa protezione importante che ci protegge. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillolina, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando un bel like sotto a questo video e sarebbe bello se vi iscriveste al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e chiaramente un bel like e veniteci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Praticamente gli indirizzi sono sotto in descrizione. Grazie cari amici, ciao e alla prossima.